Ma sì, sfoghiamoci che a quest'ora Lecri sta mangiando e non ci ascolta. Possiamo dire quello che vogliamo, diciamolo che è tutto un magna magna, ma l'abbiamo capito, siamo ancora in ginocchio dalle 7:30 di questa mattina che chiediamo scusa perché siamo razzisti, perché trattiamo male gli omosessuali, parliamo male degli omosessuali, perché spariamo al nero. E sono tutte cose terribili, ma purtroppo che accadono soltanto da noi perché abbiamo questa determinazione mentale. Santa polenta, un buon pomeriggio da tutti noi, perché c'è Sammy Varin, ma è riapparso il grande Beppe Braga, collaboratore, coordinatore, supervisore, pulitore quotidianamente, fa le pulizie del sito internet di Radio Libertà, perché voi non lo sapete, ma la nostra è una radio, è una televisione, ma è anche un sito internet di informazione molto potente, perché diciamo le cose come nessuno ha il coraggio di dirle. E allora Beppe Braga, riassumici un attimo quelli che sono i concetti più importanti pubblicati sul nostro sito. Allora, il concetto più importante, che è un po' che non ci vedevamo e va ribadito, è che è quello che dà assoluto allievo di Sammy. Devo continuare a portare il verbo che chi va al mulino si invarina. Capite che ormai non riesco più a staccargli questa cosa, è rimasto, sai quando lo stopone, quando ti rimane che non riesci più a toglierlo dal lavandino. La ventosa, sono una specie di ventosa. Sono una ventosa, ma è un onore avere di fianco a me un giornalista professionista come Beppe Braga che ci insegna tante cose e che vi insegna anche che c'è un'altra verità anche nelle notizie. Sì. Adesso non ci siamo visti per qualche giorno perché stiamo rimettendo a posto, come avete visto, il palinsesto, e la cosa ha causato qualche come dire, piccolo dissesto anche nella mia presenza, che si infila. Siamo dissestati. No, ma io mi infilo come l'acqua, sono fastidiosissimo. Certo, però giustamente ci fa piacere averti qua, perché ci dici delle cose che arricchiscono anche la cultura dei nostri ascoltatori e anche gli fa venire voglia di cercare un'altra verità. Beh, guarda, il sito si è arricchito parecchio in questi ultimi giorni, abbiamo varie novità. Intanto abbiamo 2 rubriche nuove, che una è lo Spazio PU, che è, ecco, mettiamolo un attimo, Spazio PU, che è la rubrica di Federico Carbonara e Mimo Magnetta su i professionisti. Com'è che si chiama questo? Eccolo qua, è difficilissima. Io con le sigle sono un disastro. Professionisti imprenditori uniti e si discute. Ecco, e questa è una rubrica che riguarda piccoli imprenditori, partite IVA e anche facciamola vedere, Francesco. E anche le forze dell'ordine, ed è una rubrica che ha preso posto nella nostra home page, nella zona rubriche. Meritatamente, perché Magnetta & Company da decenni conducono questa trasmissione su Radio Libertà, che è diventata sempre più importante, ma soprattutto la platea a cui parlano è diventata davvero importante. È davvero importante, sì. E i problemi di cui parlano sono i problemi poi oltretutto dell'Italia reale, no? Cioè di professionisti, del partite IVA, no? Le forze dell'ordine anche, no? Quindi ecco, la seconda rubrica invece altrettanto interessante, ma di tono completamente differente, è quella dei barberi eleganti, che sono questi 3 svitati, questi 3 ragazzini straordinariamente dotati. Li avete mai ascoltati? Quando è che sono in onda? Il lunedì? Il lunedì. E questi ragazzi sono straordinariamente dotati, sono dei ventenni che si danno da fare. Chi non è straordinariamente dotato a 20 anni? Non parlavamo di quel senso, ma parlavamo proprio di voglia di fare, di trasmettere, di raccontare, e prendono di scherzare. Prendono la cronaca, la rivoltano e la satirizzano, ecco. E la trovate in colonna destra, tutte le settimane abbiamo questa rubrica. Ok, adesso sto cercando. La nuova moneta russa sono i mandarini. Questa è la nuova rubrica, è la nuova puntata di questa rubrica, dove si racconta i perché e i per come la Russia, per aggirare le sanzioni internazionali, si è messa a fare economia di scambio come 2000 anni fa con il Pakistan, quindi in pratica si fa pagare mandarini in cambio di ceci e altre belle robe. Cioè, guardate come sono conciati chi ci guarda in radiovisione, sui social, ma loro ridono e scherzano, ma sono dei pezzi grossi
della Lega giovanile su Milano e non soltanto, dei piccoli Mattei Salvini che stanno crescendo. Sappiatelo, così avvisiamo sono subito. I nostri ECRI, lo avvisiamo. Sono la nostra prima fila, i nostri opliti della gioventù per il sito. Ecco, allora, adesso poi in realtà noi abbiamo aperto questa mattina invece con una cosa piuttosto interessante, che è Ilaria Salis, che ti interessa Ilaria Salis? No, moltissimo. Hai cambiato gusti da quando? No, solito. No, ci sei sempre tu al primo posto nel mio cuore. Inizio a essere geloso. No, ma io mi invarino e basta. La Salis, perché questa volta della Salis? Perché la Salis ha reagito a una richiesta del premier ungherese Orbán, che ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per la nostra europarlamentare, per poter celebrare in Ungheria il processo dove lei è ancora imputata, cioè il processo non è mica finito, lei ha tagliato la corda e si è fatta candidare, si è fatta eleggere e con questa elezione ha ottenuto l'immunità. Pensa che scherzone se davvero gliela tolgono. Sì, esatto. C'è questa possibilità? Tecnicamente assolutamente sì, poi bisognerà vedere quello che vorranno. Il fatto è che la Salis nel frattempo che cosa ha fatto? La sua prima reazione è stato gridare al fascismo, cioè ha scritto una nota ovviamente di proteste. Dice: non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento europeo, sto citando testualmente, sia avvenuta il 10 ottobre, cioè il giorno successivo al mio intervento sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orban. Evidentemente i tiranni faticano a digerire le critiche. E qui due osservazioni si possono fare, e potete ascoltare su questo l'editoriale di Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile. Una è il fatto che, cioè, intanto, voglio dire, con Orbán si può essere d'accordo oppure no, ma non è un tiranno. I tiranni sono Mao Zedong, sono Hitler, no? In Italia è stato Mussolini, fra l'altro, che lei cita tutti i momenti come se facesse ancora parte della nostra cultura, no? O comunque perlomeno facesse ancora parte delle nostre vite. Praticamente la Salis auspica che il Parlamento scelga di difendere quello che lei chiama uno Stato di diritto e dei diritti umani senza cedere le prepotenze di una democrazia illiberale, no? Che mi ha già dichiarato, dice lei, colpevole prima della sentenza, cosa che non è vera, perché in una democrazia illiberale gli arresti domiciliari non li avrebbe avuti mai, né sarebbe mai stata candidata all'Europarlamento, potendo appunto, ribadisco, tagliare la corda. Quindi queste cose nelle tirannie sono possibilità che non ci sono, si finisce in un gulag e si scompare per sempre. Ecco, ma comunque sta di fatto che lei si sente una novella Matteotti, no? E invece è semplicemente una che continua a sbandierare la barzelletta dell'antifascismo per scappare, essenzialmente, no? Quindi aspettiamo novità dall'Europa, chissà mai, chissà mai. No, tutto questo è bello perché è proprio la sinistra, no? Che ha insegnato all'Italia che ci si difende in un processo, non da un processo, no? Quindi è tutto quanto piuttosto curioso. Comunque questa è una commediola che oltretutto lei non può reggere, perché l'antifascismo non l'ha vissuto, così come non ha vissuto il fascismo, così non è mai vissuta in una tirannia, non ne sa nulla, neanche l'ha mai vista. E questo è un po' l'oggetto. Vorrei da ultimo porre un attimo l'attenzione su una cosa che a me ha incuriosito molto, che è stato anche l'apertura di ieri, se possiamo andare sotto un attimo, ecco, in parole d'ordine, no, c'è questa, vedete questa foto qui, all'attacco alle toghe al centrodestra era scritto. Ecco, nella fotografia che c'è in home page, voi vedete che c'è la copertina di uno studio, in realtà che è la raccolta degli atti di un convegno che si chiama Immigrazione in Europa e diritti fondamentali quale progetto per la prossima legislatura europea. E questo convegno, questi atti di convegno sono pubblicati sul Questione Giustizia, che è una rivista trimestrale di Magistratura Democratica, che è l'ala assolutamente più intransigente di sinistra della magistratura. E la cosa interessante di questi atti sono varie. La prima è la copertina, che come vedete è una specie di murale con scritto "No one is illegal", cioè nessuno è illegale, con sotto una stella a 5 punte, che è una strana evocazione effettivamente per
per dire comunque un pool di magistrati, un gruppo di magistrati. Ma al di là di questo, il contenuto di questo, vi suggerirei di andare ad ascoltare e anche magari a leggere il contenuto di questo servizio, di questo che è stato anche un'apertura e un editoriale di Sallusti, perché in questo convegno viene teorizzato praticamente il fatto che in Europa ci sarebbero regole illiberali nei confronti dell'immigrazione, in tutta l'Europa, no? Sul modello delle destre, eccetera, eccetera. Quindi questo qui è il solito refrain. Ma le cose più interessanti sono che quello che questi magistrati, stiamo parlando proprio di magistrati, no? Propongono è l'abrogazione del reato di favoreggiamento, qui leggo virgolettati, dell'immigrazione irregolare. Cioè questi magistrati chiedono l'abrogazione di una legge che dovrebbero far rispettare. Cioè, da quando in qua? Cioè, non solo, ma chiedono l'abolizione della detenzione amministrativa dei migranti, così tout court. Quindi, e inoltre desidererebbero svincolare l'accesso alla cittadinanza europea da quella nazionale. Praticamente spariscono i confini, spariscono gli stati nazionali e c'è una specie di strana oligarchia europea che fa entrare tutti a secchiate senza che ci sia nessun criterio. Il senso è questo. Ecco, questo qui è il senso del convegno, di un convegno ufficiale che è venuto ad aprile e i cui atti sono stati pubblicati e li potete trovare appunto sul sito di Questione Giustizia, che è appunto l'organo di magistratura democratica, e tutto questo in questo concentrato di ideologia immigrazionista e anti-europea alla fine, perché nega i confini fra gli stati, no? Cioè l'Europa è un insieme di stati, no? Ecco, e si traduce in un chiaro invito a farsi invadere tranquillamente senza nessun criterio e chiunque può entrare e uscire a fare quello che gli pare. A proposito di entrare e uscire, sta scendendo le scale in questo momento un certo è lui, c'è Patarnello che ti vuole parlare. Poi un attimo adesso lo facciamo scendere, No, gli offriamo no. un caffè alla alla Padano, di quelli buoni assolutamente. C'è anche una chiamata, c'è il Consiglio europeo che ci vuole parlare. Ok, Ecco. va bene, adesso rimando Beppe Braga che risponde lui. Non c'è altro? No, ci sono tantissime altre segnalazioni sul sito radiolibertà.net. Anche dal telefonino fateci un giretto perché è davvero pura controinformazione. E andate a vedere anche, visto che è fresca, la rubrica Ragioniamoci sopra di Giuliano Zulin, dove ci sono i numeri e le analisi attraverso le quali si può capire che addirittura l'autonomia differenziata genera più PIL del PNRR. E questo è una cosa molto interessante. Ragazzi miei, grazie Beppe Braga, buon lavoro. Arrivederci, buon grazie a tutti, buona giornata, grazie sempre. Buona giornata, sì, assolutamente, ci hai rincuorato, soprattutto appunto parlando di PIL, parlando di Regione Lombardia, avete sentito anche questa mattina con Alessandro Morelli, insomma non scopriamo l'acqua calda, ma la Regione Lombardia fa bere la birra veramente agli stati più importanti dell'Europa. Possiamo andare ancora più forti, certo ci vuole l'autonomia differenziata e dici nulla. Gli appuntamenti da non scordare, ma sono qua, lo so, facciamo solo una volta alla settimana il Magna Magna perché c'è questo nuovo palinsesto che stiamo ancora sistemando, io vado qua, tu vieni là, chi viene qua, chi bussa là, e allora però sono qua per ricordarvi una cosa buonissima. Fammi vedere la fiera nazionale del tartufo, sentilo lì, guarda che bella locandina, la fiera dei Santi a San Damiano d'Asti, 2, 3, 4 novembre, contiene questa interessantissima 13ª fiera nazionale del tartufo bianco. E fammi godere. Non è l'unica, certo, in queste settimane ce ne sono altri, ma San Damiano d'Asti, le Chia du passa anche da Milano e quindi ci si può andare tranquillamente per i santi e per i morti. 2, 3, 4 novembre 2024. Si comincia sabato 2 alle 18 con la presentazione della fiera e alle 21 la ricerca simulata notturna.
Sì, ti giuro, si cercano i tartufi di notte, ore 21, ricerca simulata notturna con servizio navetta gratuito da Piazza Libertà. Il mio sogno, ragazzi, è non cercare ma trovare, cioè andare lì ed è già lì che mi aspetta il tartufo bianco, che se ti metti a cercarlo, insomma, io poi c'ho 3 gatti e non sono da tartufo. Il 3 Domenica 3 novembre la Fiera Nazionale del Tartufo a San Damiano d'Asti si apre ufficialmente in Piazza Alfieri alle 9 con esposizione e vendita di prodotti tipici. Alle 9:30 si comincia ad arraffare i tartufi e chiaramente, signori, ci saranno quelli importanti, ci saranno quelli meno importanti per tutte le tasche. Importantissimo esserci alle 11 l'inaugurazione e la premiazione, ma soprattutto, signori, io fossi in voi mi punterei la sveglia perché domenica 3 novembre alle 12:30 c'è la degustazione di piatti tipici con tartufo. San Damiano d'Asti 2, 3, 4 novembre. Parallelamente esposizione macchine agricoli e gran mercato commerciale, quindi in poche parole, sai, è una zona agricola San Damiano d'Asti e come minimo ci sono trattori di tutti i tipi e soprattutto come si lavorava ai tempi. Lunedì 4 novembre anche qui esposizione macchine agricole, gran mercato commerciale che contiene anche il già presente mercato settimanale. Insomma, è una bella storia a San Damiano d'Asti il 2, 3, 4 novembre. Se amate il tartufo bianco, ce n'è per tutte le tasche, ma soprattutto un'occasione per stare insieme, uscire un po' di casa, farsi una bella gita fuori posto, fuori zona e fuori tempo anche, perché qui siamo indietro nel tempo, ve l'assicuro. Se avete dei figli, portateli perché in Piazza Libertà c'è il Bosco in Piazza e in Piazza Stefanizzi c'è un Luna Park, per cui mollate i ragazzi al Luna Park e voi andate alla fiera del tartufo bianco 2, 3, 4 novembre San Damiano d'Asti. Mi dicono che intanto l'8 e 9 dicembre ci sarà anche la fiera storica del cappone e mi sento anch'io un cappone certamente in questo momento. Vabbè, scusa, cioè, mi fanno fare sta trasmissione magna magna che poi ti viene l'acquolina in bocca, veramente. Chiudo ricordandovi una festa che vi ho già ricordato, ma ve la ricordo perché c'è Halloween anche in questi giorni e ragazzi non facciamo finta di niente, certo i morti, certo i santi, ma se siete giovani e mica neanche poi tanto, non potete non ricordare Halloween magari con un dolcetto scherzetto e fategli uno scherzo al vicino di casa, no, meglio di no, magari il vicino di casa non è contento di questi tempi, lascia stare i vicini di casa. La 29esima festa della zucca a Salzano, 18, 19, 20, ma ancora adesso 25, 26, 27, 31 ottobre e ancora 1, 2, 3 novembre. Salzano si trova in provincia di Venezia ed è una festa storica bellissima che accontenta tutti i palati. Chiaramente vi deve piacere la zucca, è un saporino dolciastro buono buono buono, particolarissimo. Sì, d'accordo, lo dico anche questo, Antrodoco o Antrodoco, chi lo sa? Tu lo sai e non lo sai neanche tu, siamo in provincia di Rieti, però lo diciamo, Antrodoco o Antrodoco, la festa d'autunno, venerdì 1 novembre, sabato 2, domenica 3 novembre. Si parla soprattutto di castagne, ma anche una bellissima festa di paese. Avete sentito prima il sindaco della provincia di Lodi, la fatica che fa un piccolo paese a organizzare una festa patronale, quanti soldi, che sono pochi magari, sono 2000 euro che si spendono, ma per un piccolo comune sono davvero tanti soldi, quindi è bellissimo esserci, festeggiare insieme e dare una mano anche al comune, ma diamo una mano anche alla Lega, ecco che tiro l'acqua al mio mulino perché torna anche quest'anno la Soca Fest a Palazzago in provincia di Bergamo. Potete arrivarci a piedi
venerdì dal Sacro Pratone di Pontida, mercoledì 30 ottobre all'area feste di Palazzago in provincia di Bergamo, fino a domenica 3 novembre la Soca Fest, identità, tradizioni, sapori delle genti bergamasche. Tutte le sere apertura cucina ore 19, venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre anche a pranzo, casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, trofi e al ragù dello chef, vellutata di zucca. Le grigliate di carne, gli arrosticini alla griglia, l'asino in umido, sì, mi sento anche asino oggi, la polenta taragna, il formaggio alla piastra, la zucca al forno, le fave dei morti. Siete vivi? Appuntamento alla Soca Fest a Palazzago in provincia di Bergamo da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre. Bella idea per stare insieme anche e soprattutto tra leghisti celoduristi. E qui me ne vado. Ringrazio Francesco, ringrazio tutti voi per il gentile ascolto. Ma dove vai, Sammy Varin? Vado a dormire, ma domani mattina alle 7:30 sarò di nuovo in vostra compagnia per la rassegna stampa a tempo di valzer. Alla prossima.